intervento e ora invito il Presidente della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, per la sua Lectio Magistralis, il titolo L'autonomia speciale, una risorsa costituzionale da valorizzare. E lo ringraziamo ancora una volta per la sua presenza a questo importante appuntamento della vita della nostra Regione. Signora Presidente della Regione, signor Presidente del Consiglio regionale, signori consiglieri, autorità, cari studenti, signore e signori. Nel primo commento allo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui oggi si celebra il 50° anniversario, Livio Paladin osservava che il ritardo nell'istituzione della stessa aveva consentito ai suoi fondatori di giovarsi dell'esperienza delle altre regioni a statuto speciale già esistenti, che poi erano le uniche nel 1964. In queste parole dal maestro, al cui insegnamento tanto dobbiamo tutti costituzionalisti, si coglie l'inestricabile intreccio che caratterizza il regionalismo italiano, come pure il federalismo in altri sistemi, tra modelli e prassi attuative, che si influenzano a vicenda e determinano evoluzioni e cambiamenti dovuti al mutare delle condizioni economiche, politiche e sociali. Si tratta di uno dei terreni più sensibili alle trasformazioni del contesto in cui si trovano immerse le istituzioni, e ciò non può non avere i suoi riflessi nello sviluppo della giurisprudenza costituzionale. Questa osservazione basilare non dovrebbe essere mai dimenticata quando ci si accinge a valutare i dati normativi e giurisprudenziali dai quali non si può pretendere una astratta e geometrica coerenza, quasi si trattasse di costruzioni logiche cui debbano soltanto essere applicate nella realtà in obbedienza ad un disegno predefinito. Al pericolo di un eccesso di razionalismo si contrappone il rischio di una estrema frammentazione congiunturale di interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali. Avviene così che la dottrina giuridica, o almeno parte rilevante della stessa, che pretende di commisurare le soluzioni pratiche adottate dal legislatore e dalla Corte Costituzionale alla subtilitas dei propri schemi teorici, sia perennemente insoddisfatta di quanto succede nel mondo reale e finisca per diventare irrilevante agli occhi sia dei politici che dei giudici. Al contrario, gli attori che stanno sulla scena, politici e giudici costituzionali appunto, troppo presi dalla contingenza dei problemi concreti da risolvere, spesso mirano soltanto a superare la specifica difficoltà del momento, senza porsi in modo adeguato il problema del prima e del dopo, in un'ansia di aderenza al caso singolo che appare non meno autoreferenziale della pretesa razionalistica di applicare ai rapporti reali disegni astratti. I due difetti ora ricordati si presentano opposti e simmetrici quando si discute di riforme istituzionali e costituzionali, da taluni costruite nel cielo delle astrazioni e da altri finalizzate a vantaggi immediati per questo o quel territorio, per questo o quello schieramento politico, e trovare il giusto mezzo che si ispiri alla commistione continua di esigenze di coerenza sistematica e necessità di affrontare in modo efficace situazioni particolari è molto difficile. Proprio questa difficoltà induce molti a rifugiarsi nella mera esercitazione accademica o nel pragmatismo del giorno per giorno. Il primo periodo di vita della regione Friuli Venezia Giulia sembra essere stato contrassegnato da una prassi abbastanza coerente al modello statutario, esente dai due opposti rischi di cui dicevo prima, con risultati positivi, al punto da far dire a Sergio Bartole, che è qui presente,
un ventennio dopo, nel 1984, che i cittadini della regione erano ben contenti dell'autonomia speciale e intendevano tenersela. Se pensiamo che un anno prima, appena un anno prima, uno dei più autorevoli studiosi del regionalismo italiano, Antonio D'Atena, osservava che il problema principale delle regioni speciali era quello di colmare il divario che le separava quanto alla consistenza della loro autonomia da quelle ordinarie, possiamo trarre la conclusione che la specialità in Friuli Venezia Giulia aveva giovato allo sviluppo dell'autonomia, al punto da far percepire ai cittadini un saldo positivo, pur nelle difficoltà e contraddizioni che affliggevano questa regione come le altre. Sempre nello stesso anno, il 1984, si svolgeva a Palermo un importante convegno sulle autonomie speciali, nel quale veniva messo in rilievo una dannosa filosofia dell'emarginazione, oscillante in modo ambiguo tra lamentosa protesta e orgoglioso segno di separatezza. Ciò riguardava in primo luogo la regione siciliana, la mia regione, specialista nell'uno e nell'altro atteggiamento, ma non era estranea alle altre regioni a statuto speciale che vedevano ogni giorno decadere i titoli della loro antica nobiltà in un presente ordinario poco rispettoso del loro lignaggio. Si faceva strada la consapevolezza dell'insufficienza di quello che già allora fu definito da Emanuele Tuccari, un fine studioso troppo presto dimenticato, il garantismo dei contenuti nuovi, elegante espressione che metteva in rilievo come il consolidamento delle autonomie regionali in Italia, a cominciare da quelle speciali, non fosse tanto dipendente dall'acquisizione di nuove competenze legislative da difendere poi strenuamente in sede giudiziale, ma dalla capacità di contribuire all'elaborazione di politiche pubbliche ispirate all'integrazione tra unità e diversità, come prescritto dall'articolo 5 della Costituzione. La stessa specialità era apparsa nei primi decenni di storia repubblicana fonte di isolamento delle singole regioni all'autonomia differenziata, che si trovavano a dover affrontare in solitudine il confronto con uno Stato sempre rimasto centralista, sia nelle componenti politiche che in quelle burocratiche. Si faceva strada quindi l'esigenza, segnalata da Temistocle Martinez, di costruire un diritto comune delle regioni speciali, che fornisse un tessuto connettivo unitario all'interno del quale si potessero con maggiore efficacia e capacità di resistenza esplicare le peculiarità irripetibili dei territori e delle rispettive comunità. Nei 30 anni successivi a quell'appuntamento, nel quale Sergio Bartoli indicò conclusivamente l'orizzonte di una nuova specialità, molte riflessioni sono state fatte, molte leggi sono state emanate, il titolo quinto della parte seconda della Costituzione è stato profondamente modificato, gli stessi statuti speciali hanno subito rilevanti modifiche, ma i problemi enucleati negli anni '80 sono rimasti aperti. Non si può dire che le regioni, sia ordinarie che speciali, abbiano esercitato al meglio la propria fantasia costruttiva nel creare condizioni nuove per l'esercizio dei poteri e delle funzioni loro attribuite dall'autonomia costituzionalmente garantita. Ad esempio, per quanto riguarda l'introduzione di forme di governo diverse da quella proposta dal legislatore costituzionale nel 1999 per le regioni ordinarie e nel 2001 per quelle speciali, questa fantasia è mancata pressoché del tutto. La formula aut simul stabunt, aut simul cadent, che istituisce, mi è capitato di dire in un'altra occasione, una sorta di equilibrio del terrore tra Presidente e Consiglio, è stata accettata da tutti. La consueta furbizia italica ha fatto sì che limitate varianti fossero introdotte in qualche statuto ordinario senza tener conto delle esigenze di sistematicità di innesti eterogenei nel corpo di quel modello, costringendo la Corte Costituzionale ad eliminarle, non senza aver rammentato che le stesse regioni disponevano della strada maestra
della scelta di una diversa forma di governo all'interno della quale valutare attentamente il gioco dei pesi e contrappesi tra i supremi organi regionali. Queste vicende, che in sé per sé prese non sono decisive, mettono in luce la tendenza a ricorrere a soluzioni marginali e pasticciate di problemi veri, invece di affrontare questi ultimi problemi veri in modo sistematico e coerente, assumendosi la relativa responsabilità politica e culturale. La riforma del 2001, che ha inciso in modo rilevante sul titolo quinto della parte seconda della Costituzione, non è sfuggita a questa tendenza. Non mi soffermo sulla ripartizione di competenza per materie, che presenta aspetti così confusi da costringere la Corte Costituzionale ad intervenire con grande fatica per risolvere i frequenti corticircuiti che si verificano, spesso aggiungendo la stessa Corte Costituzionale ulteriore confusione, lo riconosco autocriticamente. Mi limito a rilevare che la nutrita e agguerrita microconflittualità giudiziale, che vede continuamente e fieramente opposti Stato e Regioni su guide alpine, guide ecologiche e tipologie di prelievi venatori, esiste nell'attuale abnorme misura perché mancano nell'ordinamento strumenti preventivi efficaci di composizione delle divergenze. Quale che sia la sorte delle attuali proposte di revisione costituzionale, su cui non tocca a me esprimere giudizi, sia con riferimento al riparto delle competenze, sia con riguardo alle funzioni di una possibile seconda Camera delle Autonomie, è necessario che nei rapporti tra Stato e Regioni vi sia in futuro più politica e meno diritto, come ha ribadito Roberto Binni in un recentissimo convegno del marzo 2014 sul ruolo delle autonomie speciali. Più politica e meno diritto. Una funzione più incisiva della politica nella prevenzione dei conflitti tra Stato e Regioni dovrebbe trovare un terreno di privilegiata efficacia nel lavoro delle commissioni miste paritetiche, che sono state qui ricordate più volte, previste dai rispettivi statuti speciali per l'attuazione delle norme statutarie. Nel corso dei decenni, questi organismi, di cui anch'io ho fatto parte tanti anni fa in una mia precedente vita, questi organismi hanno avuto vita grama, sia perché in alcune fasi sono state costrette ad un penoso inseguimento del trasferimento delle funzioni che il legislatore nazionale operava nei confronti delle regioni ordinarie, sia perché il lavoro fatto, frutto di un confronto spesso serrato e proficuo, tecnico-politico, tra i rappresentanti dello Stato e della singola regione speciale, rimane spesso congelato anche per lunghi periodi o addirittura tacitamente cestinato, in quanto il Consiglio dei Ministri non ha alcun dovere né termine per prendere in esame le specifiche proposte, non fosse altro che per respingerle, respingendole gli aspetti critici delle stesse. Eppure la Corte Costituzionale, come è stato ricordato dalla Presidente Serracchiani, eppure la Corte Costituzionale ha esplicitamente statuito, in conformità della migliore dottrina, che i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali sono di rango superiore nel sistema delle fonti del diritto alle leggi ordinarie. Quale migliore sede per l'implementazione in concreto delle specialità regionali, che avrebbe il vantaggio di fornire norme più dettagliate e precise, in grado di meglio garantire la regione di fronte a indebite intrusioni centralistiche, di quanto possono fare le norme statutarie necessariamente generiche e suscettibili quindi di interpretazioni restrittive sia da parte del governo nazionale che da parte dello stesso giudice delle leggi. È stato recentemente rilevato dal professor Giuseppe Franco Ferrari, che è continuamente davanti alla Corte Costituzionale a difendere la provincia autonoma di Bolzano e anche altre regioni speciali, che quando è possibile invocare da parte delle regioni speciali o delle province autonome le norme di attuazione invece che direttamente le norme statutarie, gli esiti dei giudizi sono mediamente più favorevoli agli enti autonomi. Un argomento in più per non seguire esclusivamente la via giudiziaria all'autonomia e a utilizzare in modo più incisivo le commissioni paritetiche come laboratori per costruire forme nuove ma concrete di autonomia, aderenti
alle specifiche esigenze delle singole regioni speciali e province autonome. Questa indicazione è sottoposta tuttavia ad una condizione essenziale, senza della quale sarebbe assolutamente inutile. Si dovrebbe introdurre, con norma di rango costituzionale preferibilmente, ma anche con legge ordinaria se ciò non fosse possibile, l'obbligo del Consiglio dei Ministri di prendere in esame in un termine ragionevole le proposte delle commissioni, fosse anche per respingerle, affinché il confronto avvenuto tra le due parti non resti sepolto nei cassetti o conosciuto al massimo da malinconici specialisti, se posso prendere in prestito un'espressione di Amedeo Giannini a proposito delle relazioni delle commissioni parlamentari d'inchiesta. Un problema che si pone nel momento attuale è quello che ha acquistato consistenza con la riforma regionale del 2001, della conservazione della specialità delle regioni ad autonomia differenziata nel momento in cui il legislatore costituzionale procede, come si accinge a quanto pare a procedere anche ora, ad un riassetto complessivo del riparto di competenze legislative previsto dalla Costituzione. Come è noto, l'articolo 10 della legge costituzionale numero 3 del 2001 stabilisce che fino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della stessa legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Si comincia già ora a discutere sulla permanente vigenza di questa norma costituzionale anche dopo l'eventuale approvazione dell'ulteriore riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione prevista dal dal disegno di legge costituzionale 1429. La clausola di maggior favore contenuta in questa norma, a mio modesto avviso, è ispirata ad un principio fondamentale che potremmo definire di massima espansione delle autonomie speciali, che dovrebbero poter disporre sia delle competenze indicate nei rispettivi statuti, ovviamente, sia di quelle nuove derivanti dal nuovo titolo quinto, quando più favorevoli all'autonomia. Da questo punto di vista generale e in assenza di un'abrogazione esplicita che ancora non c'è, non ho visto, si dovrebbe ritenere la permanenza degli effetti di questa norma anche oggi, nel senso che tutto il titolo quinto, in tutte le sue successive novellazioni ad opera di leggi costituzionali che si succedono nel tempo, deve sempre mantenere in vita la specialità delle regioni ad autonomia differenziata come un plus rispetto alle regioni ordinarie, senza la possibilità di erosione o addirittura cancellazione delle competenze già acquisite. Altro discorso ovviamente se si passasse all'abrogazione esplicita dell'articolo 10, in quel caso ne dovremmo prendere atto. Purtroppo quando si vogliono definire le competenze con l'impiego di aggettivi ampie, competenze ampie, autonomia ampia, si va incontro ad un duplice inconveniente. Si attribuisce un grande potere definitorio al giudice delle leggi, che si trova a dover decidere su eventuali e pressoché inevitabili conseguenze. Poi non bisogna prendersela con la Corte Costituzionale se il legislatore definisce il riparto delle competenze con aggettivi. Poi agli aggettivi bisogna dare anche dei significati. Si lascia aperta la strada, appunto, senza particolari precisazioni, all'introduzione negli ordinamenti regionali speciali di nuove materie corredate dai loro limiti intrinseci. Passano con tutto il loro bagaglio le materie che vengono dal titolo quinto modificato. Del resto, l'introduzione di competenze estrapolate dal titolo quinto e il assoggettamento delle stesse ai limiti propri dei singoli statuti speciali determina un ibridismo di difficile comprensione, visto che la definizione delle materie è stata concepita dal legislatore costituzionale del 2001 nel contesto sistemico del titolo quinto e la sua ambientazione nel diverso sistema del singolo statuto speciale richiede molti sforzi di adattamento e, diciamolo pure, di fantasia creatrice. Quindi sarebbe opportuno che oggi si valutasse bene questo problema
del transito delle materie dalla parte generale del titolo V ai singoli statuti speciali, cioè che il legislatore costituzionale fosse attento e meno generico di come è stato nel 2001. La Corte ha già avuto modo di confrontarsi con questi difficili incroci, con risultati a volte aspramente criticati da parte della dottrina, come è giusto, altrimenti la dottrina che fa se non può criticare le sentenze della Corte Costituzionale? Bisogna pure lasciare questo margine di lavoro. Non tocca a me dare valutazioni in proposito, mi limito a osservare che norme di chiusura, come quella del 2001, frettolose e generiche, portano inevitabilmente ad esiti pratici controversi. Sarebbe bene che nel quadro di un'eventuale nuova riforma si evitassero simili ambigue genericità, attivando invece i percorsi di aggiornamento costituzionale degli statuti speciali nella prospettiva di una proficua collaborazione tra legislatore nazionale e regionale che non può essere sostituita da clausole di comparazione qualitativa, le quali sono quanto di più lontano si possa immaginare dalla necessaria precisione richiesta da un riparto di competenze. Le autonomie speciali, proprio per la loro peculiarità storica, per la particolare posizione e conformazione dei territori, per la composizione etnica e linguistica delle comunità locali, non sono frutto di pura volontà politica o di accordi conclusi per ragioni contingenti o opportunistiche. Esse contengono in sé in modo oggettivo le ragioni della specialità. La diversificazione delle forme istituzionali, delle discipline normative e delle organizzazioni amministrative trova giustificazione pertanto nella storia, cioè nelle peculiarità di ciascun territorio e di ciascuna popolazione. Da questa premessa, a parole da tutti condivisa, si possono trarre due conseguenze concrete di rilievo. La prima: le forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116 della Costituzione devono essere strettamente correlate ai caratteri specifici dei territori e delle popolazioni e non possono trasmodare in trattamenti differenziati e più favorevoli sia sul piano finanziario che su quello giuridico, quando questi non siano direttamente finalizzati alla valorizzazione delle ragioni sottostanti alle specificità regionali e provinciali. La seconda conseguenza di grande rilievo, a mio avviso, è che così come la creazione di regioni a statuto speciale non è stata l'effetto di pure volizioni politiche, ma è stato appunto un portato della storia, allo stesso modo non è possibile la loro cancellazione per pura volontà politica. Questi due principi fondamentali, che possono ritenersi comuni a tutte le autonomie speciali, pur trovando declinazioni diverse nelle singole regioni e province autonome, integrano quello che prima abbiamo definito il diritto comune della specialità. La sostanza delle singole specialità trova sostegno e alimento anche nelle peculiarità delle autonomie locali infraregionali. In questo senso si può segnalare come un fenomeno da seguire il caso della regione Sicilia, non da seguire nel senso di imitare, da porre sotto attenzione. Si può segnalare il caso della regione siciliana, nel cui ordinamento degli enti locali sono state soppresse le province, sostituite dai liberi consorzi dei comuni, ancorati alle necessità effettive dei territori, che non possono essere ingabbiate in schemi istituzionali e amministrativi uniformi calati dall'alto. Sarà interessante vedere lo sviluppo nel prossimo futuro di questa, si fa per dire, innovazione, perché è il ritorno ad un lungimirante statuto di autonomia, purtroppo soffocato nei decenni da una prassi politica e amministrativa più attenta a vantaggi in termini di consenso che alla costruzione di una vera autonomia. Bisogna però notare che la faticosa soppressione delle province, che oggi occupa tanto il mondo politico e culturale, era stata realizzata nello Statuto siciliano nel 1946. Poi è chiaro che è stata messa da parte e completamente stravolta.
Se le regioni speciali e le province autonome vogliono avere un futuro, come è giusto che sia, è necessario che esse valorizzino le loro peculiarità, non essendo esse per prime ad appiattirsi, facendole diventare componenti, queste peculiarità, della ricchezza culturale e sociale della nazione. Il carattere fondamentale della nostra democrazia costituzionale è il pluralismo, che non è esaltazione a tutti i costi di diversità inventate e proclamate, ma riflette nell'ambito delle istituzioni una composizione complessa della società, che non si lascia ridurre a uniformità razionalisticamente pensate dall'alto, reclama il riconoscimento dei diritti fondamentali delle comunità e dei gruppi sociali che si affiancano e che integrano i diritti fondamentali delle persone. Come per le persone, i diritti fondamentali devono trovare corrispondenza nei doveri altrettanto fondamentali di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'articolo 2 della Costituzione. È stato detto recentemente: specialità fa rima con solidarietà. Non trova posto nella Repubblica Italiana la tutela di egoismi, sia individuali che collettivi. La valorizzazione della specialità non può essere quindi uno strumento per perseguire vantaggi non giustificati dalle finalità particolari e irripetibili dei territori e delle popolazioni. La stessa autonomia finanziaria di cui so che vi ha parlato il professor Franco Gallo nel gennaio 2013 dovrebbe essere modulata sulle specificità regionali, senza tuttavia condurre ad un aumento del carico fiscale per i cittadini, se non in seguito a libera e responsabile scelta della stessa comunità territoriale, in stretto coordinamento con la finanza statale, per cambiare la composizione del carico fiscale, non per aumentarle, per avere una composizione del carico fiscale più autonomamente disponibile da parte della Regione, allo scopo di non determinare squilibri più dannosi che utili alla stessa autonomia regionale. Un'ultima notazione. Se occorre respingere il volontarismo, che vorrebbe una politica onnipotente, in grado di superare e contraddire la storia e la cultura di un popolo, allo stesso modo è da contrastare un'antipolitica che trae dalle disfunzioni e distorsioni della prassi quotidiana motivi di polemica distruttiva nei confronti delle istituzioni. Non è accettabile che ogni volta che emerge uno scandalo nell'ambito di un'istituzione, invece di reclamare, come è giusto, la punizione dei colpevoli di corruzione o di altri gravi reati, si invochi l'abolizione o comunque la riduzione delle competenze dell'istituzione stessa. Quest'ultima subisce così un doppio danno: quello derivante dalla mala amministrazione e dalla corruzione e quello derivante da tanti commentatori in cerca di facile popolarità. Anche in questo campo sarebbe necessario non abbandonare quello che a me sembra il criterio fondamentale di valutazione della realtà contemporanea, vale a dire la considerazione del presente come storia. Potremmo in tal modo, sia nella discussione sulle istituzioni che in quella più propriamente politica, guardarci dall'esaltazione acritica delle mode del momento. Grazie.